Signori, buonasera, benvenuti a questa serata offerta dal centro storico con il patrocinio dell'amministrazione comunale che ringrazio. Saluto il signor sindaco presente con la gentile signora, saluto gli assessori e amministratori tutti presenti a questa serata che hanno voluto onorare questo momento teatrale. Li ringrazio anche per averci messo a disposizione questo bel posto e per permetterci di valorizzare un altro degli angoli più suggestivi di Mistretta. Ringrazio soprattutto Liborio Oresti, che è venuto qui fra noi a recitare, che deve al suo attaccamento alla città il desiderio e la voglia di esibirsi davanti a quello che possiamo definire il pubblico di casa. In questa piccola avventura teatrale è accompagnato dalla signora Pinuccia Rosetta, dove il cognome ovviamente è Rosetta, e che porta il cognome di un grande regista svizzero, proprio Rosetta, quasi sconosciuto, ma ha fatto solo 3 film, ma dei capolavori. Grazie anche all'associazione Progetto Mistretta, che ha messo in cantiere questo evento. Ringrazio l'ASPI per averci fornito le sedie e i signori che ci stanno di fronte per averci assistito in tutto il lavoro di preparazione. Vi ricordo anche che i suoni e le luci sono della Arca Service di Capo d'Orlando, gli amici che saluto e con i quali abbiamo fatto tanti bei lavori assieme. Lo spettacolo di questa sera lo possiamo dividere in 2 parti e a sua volta la prima parte la dividiamo in 2 quadri secondo un gergo dei commediografi. Il primo momento è una lettura di poesie in un dialetto diametralmente opposto al dialetto siciliano, il nostro dialetto dalle inflessioni arabe e mediterranee, e in contrapposizione abbiamo il dialetto abbiatense di Abbiategrasso, dalle inflessioni dolci lombarde con una musicalità ovviamente completamente diversa dalla nostra. Sul poeta e le poesie che saranno lette sarà Pinuccia e Liborio che vi diranno di cosa si tratta. Secondo momento è la lettura di poesie siciliane che ha scelto Liborio e che qualcuna la conoscerete sicuramente, sono autori nostri, a noi vicini e nostri amici qui presenti questa sera. L'altro momento, lo riprenderemo quando poi sarà il momento della seconda parte, è una pièce di teatro, io lo chiamo di teatro puro, perché non è teatro didattico, non è teatro didascalico, è teatro di parola, ed è un racconto di Gabriel García Márquez che Liborio ha adattato per il teatro. Mi sembra di non dover dire altro, tranne che chiedere scusa a Pinuccia Rosetta per aver detto che il suo dialetto era un dialetto brianzolo. E siccome non sono molto forte in geografia, le chiedo scusa, perché se è un po' impermalosita, perché dice il brianzolo con l'abbiatense non ha niente a che fare, e io le chiedo umilmente scusa. Fatti i dovuti ringraziamenti, fatte le scuse dovute, vi chiedo di spegnere i telefonini, lo farò anch'io, e andiamo subito ad iniziare. Invito qui Liborio e Pinuccia Rosetta per questa serata. Buonasera. Caro Sogna San Megienzo, sapeste, qui sono cresciuto, da bambino, quella fontana può parlare. Beh, allora, dopo aver fatto alcune serate, come ha detto Peppino, anni addietro con i nostri poeti e il nostro dialetto, questa sera abbiamo pensato di presentarvi, di offrirvi il dialetto di Abbiategrasso, è uno dei tanti dialetti lombardi. Ce ne sono tanti, voi lo sapete, di mistrettesi in Lombardia, un po' in ogni posto. Mi sembrava quasi naturale ormai. E la Pinuccia ha selezionato 5 poesie che descrivono il territorio, l'ambiente e anche alcune situazioni sociali. La prima è La nebbia. La nebbia, lo so, appartiene anche a Mistretta, però non c'è bisogno di dire che la Lombardia, e non solo la Lombardia,
una caratteristica ambientale prepotente, anche se adesso è cambiato tutto, ce n'è poca rispetto a prima cominciava a ottobre e finiva a marzo, insomma, adesso è un po' meno. Comunque ha influito moltissimo nella vita quotidiana, nella cultura del territorio, e quindi è sembrato alla Penuccia veramente necessario quasi cominciare con questo aspetto ambientale e non solo del territorio, la nebbia. Io leggerò la versione che lo stesso poeta Lucio da Col, che ha scritto queste poesie a Biatenzi, lui ha fatto anche una versione in italiano. Io leggerò la versione in italiano e Pinuccia quella in dialetto, sperando così di farvela fruire meglio, di farvi capire alcune parole che magari sono troppo polentoniche, no? Basta, cominciamo. Mi metto gli occhiali perché ormai l'età c'è. Ecco qua. La nebbia. Nebbia d'una volta. Amica dei fidanzati, dei bracconieri di fagiani, dei picchiagape con la rete a catturare passeri, poveri tapini, dei ladri di polli, di quelli che mettevano rete e inganni per catturare pesci, dei cacciatori agli appostamenti per anatre o pavoncelle, nemica dei barcaioli, dei trammieri e dei carrettieri, ma che la rispettavano e non si mettevano a litigare con lei. Nebbia dei nostri giorni, nebbia assassina, ormai quasi tutti la chiamano così, quelli che vogliono fare un sacco di chilometri in un amen. Lei dice a tutti: andate più adagio, non seguitate a correre come degli stupidi, la vita è bella, gustatevela giorno per giorno, non vale la pena di correre per andare a morire. Nebbia di sempre, ti fa vedere il sole a luccicare sopra le piante della Valle del Ticino, o basso sopra le case, che ti sembra quasi di acchiappare. A camminargli in mezzo ti senti in un mondo di pace, o come un bambino avvolto nella bambagia. Nebbia d'una volta, a misa di morus, di bracconier de fasan, di piccacus farsela passarina, pori malam, di lader di pui, di quei che metteva in giù i re di quei, di cacciatore alla posta, aspetta Anet e Vanet, ne misa di barchireux, di tranvier, di carreté, ma che la rispetteve e sa metteva no attaccali con lei. Nebbia del didincheux, nebbia assassina, quasi tu ormai la ciami, quei che ver fa un sacco di chilometri in un amen. La gadisa tuc, andè più se pian, su te no cur come tanti tavan. La vita le bella, guste la di per di, varno la pena de cur per andà a morì. Nebbia de sempre, la ta fa vedere il suo sbarlusi suripiano in la valle, o basso ricà che te par quasi de ciapal. A camminare in mezzo, te si sente in un mondo de paz, o come un fiolino, fai su del bombas. Grazie. Allora, un altro aspetto della vita del territorio, non solo di quello naturalmente, ma caratterizzato più su quello, è il lavoro. E secondo me soprattutto una volta, un po' di tempo fa, non tanto adesso, il valore del lavoro. Il poeta Lucio da Col ha voluto dedicare una poesia a uno di quelle persone che in quel territorio si inventavano, costruivano qualcosa e valorizzavano, davano valore anche umano al lavoro. Il signor Romeo Scarioni e le moderne ghiacciaie della Siltal. Dicono
che il signor Romeo Scarioni, industriale di Abbiategrasso, al quale piaceva parlare saporito e un po' grasso, stesse illustrando la qualità delle sue moderne ghiacciai, cioè frigoriferi, le quali avrebbero tenuto belli freschi burro, gorgonzola e quartirolo. Quando uno gli ha chiesto: ma la plastica non lascia odori? Lui l'ha guardato un po' e poi gli ha detto: signore, una mattina, quando si sente il ventre un po' pesante, provi ad andare a fare i suoi bisogni sulla neve. La risposta arriverà da sola. Faccia in fretta però, a coprirsi il suo di dietro. Dicen che il signor Romeo Scarioni, industriale de Biegras, a piaceva parlare sauri e anche un po' de gras. Al fus andrei a spiegare le qualità di suoi moderni giacireux che avrien tenu bei fres, buter, zeula e quartireux. Quando vu che il fa? La plastica, la lasaminga del duro. Lui la guarda un po' e poi gli ha risponduto: Sciù, una mattina quando il gal venter gre, che il prova anda a fare i suoi bisogni sulla neve, la risposta la venirà chiara e fresca in de per lei. Ma che il paga la svelta a quatassa il suo de tre. Il Ticino. Il Ticino, come molti sanno sicuramente, è un affluente del Po e passa proprio nel territorio di Abbiategrasso e anche di Vigevano, sono 12 km di distanza, e come potete immaginare è rappresentato un fattore molto forte nella vita, nella cultura, nella quotidianità delle persone. Il poeta ha dedicato una poesia quasi d'amore al fiume e di grande amarezza per come è stato trattato e per come adesso è. Lo chiamavano una volta fiume azzurro, pensate, ma veramente una volta, perché adesso non si può proprio più chiamare fiume azzurro, lasciamo stare come si potrebbe chiamare. Il poeta comunque arriva persino a desiderare qualcosa che non mi anticipo perché è proprio il finale, il clou della poesia. Il Ticino, un amore. Da quando ti ho conosciuto, un Ferragosto con i miei genitori, sei rimasto per sempre nel mio cuore e nella mia mente. La tua acqua chiara e fresca in mezzo ai gaieti e sassi sembrava chiamarmi a nuotare o a immergermi. La tua sabbia fine per sdraiarci e a bruciarci, e i salici per fare ombra o nascondere i fidanzati. Non è colpa tua se la Madonna d'Agosto vuole 7 annegati, e per disgrazia, o per colpa di quelli che hanno sbagliato. Tu hai dato a tutti pesci, legna, ciotoli di quarzo, funghi, lepri e fagiani, e per ringraziamento seguitano a trattarti peggio di un cane. Ancora adesso, che tu sia in piena o mezzo asciutto, pulito o trasparente o un po' sofferente, pieno di salute oppure ammalato, io di te sono sempre innamorato. Poi sarei contento, se si potesse, di mischiare le mie ceneri con i tuoi pesci. Fin da quanto conosci un Ferragosto qui me ta se resta per sempre in del mio cœur, in la mia mente. La tua acqua ci rifresca in mezzo a gere di sas. La pareva ciamanden e noa, o tu ma per pucias. La tua lita fina per butas giò e per diventare rosso. E il sares per fa ombria o per nascondi moroso. Le no colpa tua se la Madonna di Agosto l'aver sen negato, le per disgrazia o per un qui vu che ha sbagliato. Tita che dai a tutti, pes, len, sasbian, fungi, legore fasan. E per ringraziamento
seguite in trattato pes d'un can. A modes che ta sia in pieno messuccio, nette trasparente o magari un po' straduscio. Bien de salute, o invece malato, mi de ti, son sempre innamorato. Poi saria contenta se sapudesse di mesciare la mia scendere, coi topes. A Biategrasso c'è un istituto geriatrico, che è anche casa di riposo, che si chiama Golgi. Golgi, che l'ha fondato, era un premio Nobel. E il poeta ha voluto dedicare una poesia a questo istituto perché è un po' il fiore all'occhiello di quel territorio. Un posto appunto dove si prova, magari con grandi difficoltà, a dare, anche qui uso la stessa parola ma non so quale altra usare, a dare o a ridare valore alla vecchiaia, agli anziani, soprattutto a quelli non più in famiglia, purtroppo. E dico sempre, per scherzare anche agli amici del centro storico, che questo è un po' la scelta che ha fatto la Pinuccia, un po' un piccolo conflitto di interessi, perché la Pinuccia lavora da 30 anni in questo posto, ma lei anche in questo caso ha sentito la necessità di farvi conoscere come la città e tutto il territorio vive questo posto. E quello che il poeta accenna era una volta questo posto nei primi del Novecento era nato come, lo chiamavano il posto degli schifosi, cioè il posto dove andavano a mettere quelli che per loro, per quel tipo di società, erano i relitti umani. Poi piano piano è diventato negli anni appunto una casa di riposo di una certa qualità e soprattutto un istituto appunto geriatrico con un alto livello di ricerca. Basta. Si chiama Al Golgi, hanno inaugurato un padiglione nuovo. Era la mia casa degli incurabili e anche quella degli schifosi. Un ricovero che a Biategrasso, l'Italia e l'Europa ne sono orgogliosi. L'onorevole Formigoni della Lombardia presidente, assieme al sindaco Ceretti e a tanta altra gente, ha tagliato il nastro di un padiglione nuovo, dove i vecchi abbiatensi chiamano il luogo, cioè che accoglie. Un palazzone con tutti i servizi moderni e proprio bello, dell'istituto che adesso si chiama Golgi, premio Nobel. L'hanno costruito per poter curare meglio i vecchi ammalati, e farli sentire come se fossero quasi nelle loro case. Chi è entrato nell'istituto a fare visita a un parente, a un amico o una persona che abita lì vicino a lui, avrà visto di sicuro che ci sono quelli che vogliono guarire e quelli che invece si lasciano andare e vogliono morire. Tanti li hanno portati lì per poterli curare, altri per bisogno, altri per disfarsene. Tutti però hanno bisogno di essere trattati con amore, ed è quello che fanno impiegati, infermieri e dottori, che assieme a tanti volontari cercano di togliere il male e la tristezza con le medicine, una pasticca di menta, una buona parola, una carezza. Leva la pietà degli incurabili e anche quella dei schifosi, un ricovero che Biategrasso, l'Europa e l'Italia ne orgogliosi. L'onorevole Formigoni della Lombardia presidente, insieme al sindaco Ceretti e tanta altra gente, la taglia al nastro d'un padiglione nuovo, in due vecchi biagrassini, al Ciamen all'Eug. Un palazzone con tutti i servizi moderni e proprio belli, in l'istituto che adesso si chiama Premio Nobel. La fai su per poter curare più sedegni vecchi malati e fai sentire come se fosse quasi in disoccato. Quel che non dai l'idea a trovare un parente, un amico, o che stava di cali a rente, han visto di sicuro che quel che vuol guarire e quel invece che se la se ne andà e vuol morire. Tanti hanno portato lì per poter curare, altri per bisogno e altri
per disfecciare. Tutti però hanno bisogno di essere trattati con amore. E le quel che fanno impiegare infermiere e dottori, che insieme a tanti volontari cercano di togliere il male e la tristezza, con i medesimi, un lungo, una buona parola e una carezza. Come avete visto, il conflitto di interesse è diventato lacrima, anche perché... Bene, e per finire questa carrellata di dialetto albiatense, l'ultima poesia secondo me è la scelta più felice che ha fatto la Pinuccia, non che le altre non lo siano, ma questa è più felice per me perché? Perché ha una relazione strettissima, secondo me, cambiando solo un po' l'architettura, con un nostro contesto, cioè la poesia si chiama Gli odori del cortile e descrive la vita e gli odori dei cortili di Abbiategrasso o comunque della Lombardia e del nord in generale, che è esattamente, con le dovute differenze, ripeto, architettoniche, la nostra strada. Quello che avveniva o che avviene ancora nelle nostre strade avveniva o qualche volta avviene ancora nei cortili del nord, quindi c'è una relazione precisa, mi sembra. Gli odori del mio cortile. Quando ero giovane, tanti anni fa, di certo, quasi tutti gli usci e le finestre erano aperti e dagli odori che ne usciva si poteva capire cosa bolliva nelle pentole alla sera o a mezzogiorno. Alla mattina presto si sentiva chiacchierare, erano le donne alla roggia a lavare, mastelli e secchi pieni di panni messi a mollo che odoravano di sapone, lisciva e liquido di amore. La domenica mattina tutti gli uomini, o sembrava un precetto, pulivano o aggiustavano le biciclette. Armati di stracci, mastici e bottiglie di olio, lasciavano attorno odore di benzolo e petrolio. Erano odori nostrani. Non c'era l'inquinamento che mischia gli odori e fa ammalare la gente. Oggigiorno, se ti scappasse una scorreggetta, a odorarla bene si sente odor di scatoletta. Quando si giù, tanti anni fa de certo, quasi tutti gli usci, finestre e venver. E dagli odori che veniva fuori si poteva capire se gabuivi del caldare alla sera e al mesdì. Alla mattina presto sentiva cicciarà e veni donna la rongia lavà. Si giorno, sec pien di panni samui, che profumeven de savon le sciva e asmui. La festa mattina io pareva un precetto. Se metteva in adrianità e giustai biciclette. Armate strash, mastic e bottiglini di oli. La seven in giro un odor de benzoli e petroli. E ven odor no strano, che vanno l'inquinamento che il mescia sugli odor e il fa male alla gente. Al di che, se te scapesse una scorreggetta, a nasala bene, se senti odor de scatoletta. Bene, abbiamo finito il primo quarto della prima parte, come diceva il primo quadro, come diceva Beppino. Adesso la Pinuccia è andata a cambiarsi per la seconda parte e quindi dà la possibilità a me di godere della nostra, cioè del nostro dialetto. Vabbè. E ho fatto anch'io una selezione di 5 poesie, avendo in testa soltanto, ma non soltanto, comunque una selezione basata sulla cronologia, perché è nato quest'idea cronologica, diciamo, dal fatto che avevo letto già da un po' di tempo di Tommaso Aversa. Tommaso Aversa molti lo conoscono, poi era il nome della scuola media, e ancora adesso la scuola media di Mistretta è comunque quella dove ho frequentato. Era un commediografo che scriveva commedie in dialetto siciliano, rappresentate tutte al teatro di Palermo, ho visto dei manifesti, eccetera. E poi scriveva, si dilettava anche a scrivere poesie. Questa poesia che ho scelto dà un'occhiata
a Mistretta del 1600, 400 anni fa. Si chiama Caro compare. Caro compare, sogno consumato, io a via Trevacchi alla Cerasa errante, erano lume pane e lume ciato, e valevano chiossai regetti amanti. Fu lo zoccola che me l'ha rubato, chi doga notte dorme con le sante. La giustizia lo cerca e non lo trova, che a Santa Catarina e apre l'arcova. Ricino bene assai le mescettise, che adesso l'agio sanno le rampise. Cu passa la Cerasa e non è spugliato, o lo zoccola morio o è malato. Vito Siribuono, fine 800 inizi 900 su per giù, trovato dal bellissimo libro di Enzo Romano, La ricerca delle radici. Enzo Romano dice: Vito Siribuono zappava e cantava, era vedovo, era rimasto vedovo ancora giovane e la vedovanza lo affliggeva e non riusciva a trovare una compagna, una moglie, non una compagna, figuriamoci. E allora scriveva, ma non tanto poesie, lui scriveva le cantate, cioè i parte. Iaio lo senso mio sempre in cammino, non saccio quale via vorrei pigliare. Ha fatto una pensata sto mattino, che vanno me volesse maritare. Fimmene schiette, ma ne avevamo un povolino, magari fare un bacio a camminare. Ma io, l'amore mio, ne sogno prima, manco una ne posso capitare. Le schiette, ma la vita faceva assai, cantare un mio non si può quariare, tutta la notte lo lietto tant'io, senza mucchiere non si può coetare. A poi faccio una preghiera verso Dio, ma forse che me la facesse capitare. Ricorda vero, che non buffonino, la mogliere ci vuole come un pane. Io ve lo dico a voi anziane, casite più avanzate rietate, con voi non voglio conferare, relauce siete le più assensuate. Che stare schietto e non malo campare, a notte e giorno a ferrianno sciate. Se per sorte m'arriva a maritare, io rincia manco scugna appuntalata. Tutti meno una, questa selezione di poesie, sono di appunto